my heart keeps stopping. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, oggi sono qua con questo nuovo video per annunciare una nuova serie. Si chiamerà Road to Primi in Italia. So che è molto difficile ora arrivare in primi in Italia, ma mi sto impegnando veramente tantissimo. Come potete vedere andiamo su migliori giocatori locale ITA. Allora, attualmente per arrivare tra la top 200 italiani servono ben 4200 coppe. All'epoca, quando io ero Town Hall 9, ne bastavano solamente 3200. Cavoli, 1000 coppe di differenza, si è fatta strada. Comunque, oggi andremo oltre le 3500. Beh, voi vedete che ne ho 3498. Ora andremo a fare un attacco per superare questo record, perché praticamente sto qua è ancora il mio record di coppe. Dov'è il mio record? Ecco, dolce vittoria, 3498 coppe. La tecnica d'attacco che oggi andrò a utilizzare sarà una normalissima Barch per il 50%. Io uso questa tecnica anche perché è la più veloce nel generarsi e costa di meno rispetto all'altra, quella per fare 2 stelle, che alla fine costa lo stesso perché, cavoli, devo usare tutta la fabbrica degli incantesimi. Comunque questa qua è molto più rischiosa rispetto all'altra, e bando alle ciance possiamo andare a cercare qualcuno. Oddio, questo qua ha totalmente le risorse esterne, mi istiga veramente tantissimo ad attaccarlo, ma penso che sia una trollata pazzesca e facciamo next. Culo! Raga, culo, Town Hall out, e culo questo raga. E raga, culo, no, tu stronzo, mamma mia, perché ho messo le truppe del castello? Non dovevo mettere le truppe del castello. Coglione, Kai, sei un coglione. Ok, distruggiamo questa che ha rotto il cazzo. Dai, sto registrando? Sì, sto registrando. Non fillarmi qua, Kai, ti prego. Spero di fargli 2 stelle. Purtroppo ho buttato via il castello per niente, mamma mia. Ok, schifo touch. Odioso. Ok, ora tentiamo la seconda stella per farlo incazzare. Non ho neanche controllato dove aveva le bombe giganti, mamma mia. Questa qua devo andarla di culo di questo attacco. Spero che mi vada da culo e non da cazzi. Dai, mamma mia, non voglio failare. Ok, probabilmente failo. 37, 38, 30... no, 40. Dai, fate un po' di percentuale, amici miei. No. Maledetta torre dell'arciere. Maledetta. Ah, mo, che si fa qua? Tentiamo tutto per... orgasmo! Sì, ragazzi, non mettete mai muratori tutti insieme, perché in un colpo ve ne foto 2. Dai, ok, siamo al 46%. Qua Kai fa un orgasmo della Madonna. King, Queen, abilità, 49 e 50%. Ragazzi, caspiterina, 16 coppe qua sono veramente tantissime. Torniamo a casa e possiamo ammirare finalmente il mio nuovo record. 3514 coppe. Ragazzi, per questo replay ho dovuto faticare per farvelo vedere, perché mi hanno buttato 2 volte fuori perché non volevo farmelo registrare e farlo vedere a YouTube Italia. Ok, vediamo questo replay. Innanzitutto è un replay del mio capo, Marco Lui 96, che si è fatto inchiappettare qua 3 stelle, ve lo anticipo subito. Anche se era totalmente maxato, gli mancavano praticamente solo qualche muretto all'11. Si è fatto fare 3 stelle da uno che non aveva neanche gli eroi a 40, ce l'aveva solamente al 33. Ragazzi, perciò non copiatevi sta difesa, soprattutto quando siete a coppe elevate. Non mettete mai arco X solamente terra, che si è fatto inchiappettare molto male. Ecco qua il re che muore. Ok ragazzi, gli manca ancora una difesa aerea. E ok, praticamente gli eroi hanno fatto il lavoro sporco e ha fatto la terza stella. Ok ragazzi, il mio capo, dopo averlo umiliato, lui vuole riscattarsi. Infatti lui ora farà un attacco in live in Clan War e tenterà di fare 3 stelle. Vediamo cosa combina. Ok, partito ragazzi.
Dove sei Marco? Marco, dove hai messo le truppe? Dai, sta stanando le truppe del castello. Furbacchioni sti qua, si tengono streghe e maghi. Dove vai? No, perché hai messo la strega là? Ok, ha messo il golem. Ora vediamo che faila in live davanti a tutta YouTube. E dopo lo straumilio qua. Esploso, non ha manco distrutto il muro. Dai, la strega lo sta inchiappettando qua per bene. Olle, mezzo fail mi sa. Massimo 2 stelle, va là Marco. Ok, cosa stanno dicendo in chat? Mi date 3 barbari sotto Tesla troll. 6 stelle ferla contro Sassa. Allora, ha gelato. Gelato, buono gelato, sì, Gallippo. Ok, dai, penetra. Bene, il re 40. È stato bravo, ha gelato con una gelo 2 inferno. Presa una inferno, che è la prima stella del town hall, è sua. Dubito che sia sua la seconda stella perché c'ha il golem mongoloide qua ancora bloccato. Il re sta già morendo. Dai, abilità. No, l'ha già usata l'abilità. No, non ci credo. Mi sa che è un mini fail. Marco, ti sei fatto umiliare davanti a tutta YouTube Italia. Vabbè, ha fatto 2 stelle, non è male. Ma poteva farne 3 dato che aveva gli eroi a 40. Cioè, ne faccio io 3 stelle con gli eroi a 40, Marco. Ok, ha fatto un big fail. No, non ce la fa. No, non ce la fai 3 stelle. Basta tentare. C'ha le Tesle, è stronzo questo. Basta. Hai fatto mega fail. Basta. Ok, ora farò qualcosa di diverso dal solito. Vi farò vedere una difesa in live. Praticamente io esco e quei madafacconi mi attaccano subito qua. Subito. Siamo online. Il nostro amico odioso va giù di cosi, mastini. E il mio volano sta già morendo, dato... sì! Come godo male! No, mongolfiere, non mi piacete. No. Mi sa che mi fotte tutto in nero. Raga, mi ha fottuto... Sì. Ok, mi ha fottuta. Mi sa che il municipio è suo perché ha ancora gli eroi in funzione. Ai. Male. Molto male per me. 44%, purtroppo una stella se la becca proprio per forza. Ora sta a lui decidere una stella o 2 stelle qua. Sì, scelta difficile. Perché se tenta le 2 stelle può darsi che faila. Ma se tenta una stella la vince del sua. Cosa fa? Furbacchione tenta le 2 stelle, mette il castello qua e mette gli eroi davanti. Ci scommetto. Odioso. Cavoli. Comunque ho ancora le mongolfiere nel castello. Perciò se... no, tenta una stella. È stato furbo perché se tentava la seconda stella con la mongolfiere che usciva dal castello, lo benedivo. Mi ha fottuto un po' di risorse. Mannaggia. Vabbè, purtroppo ragazzi, questa volta abbiamo perso, ma per fortuna non abbiamo perso contro un 3 stelle. Ok, era tutto, spero che vi sia piaciuto. Come al solito lasciatemi un like, un commento e noi ci vediamo nel prossimo video.